omnibus malis, dat officius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anquem secundum voluntatem Tuam pacificare e coadunare digneris, qui iste regnas in saecula saeculorum. Pax Domini, in semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Domine non sum degni, dintre tecum meum, sed tantum dici verbo, et sanabitur anima.
preghiere finali, vorrei ancora una volta dire il mio compiacimento al coro di Abbasanta. Io è la terza volta che ho avuto modo di sentire il loro canto, il nostro canto, e ogni volta è uguale. Per Natale era stata una cosa veramente bella, ma mi pare anche oggi. Vi ringrazio di cuore e vorrei dire insistete, nel senso che è importante che tutti nelle comunità, vescovi, preti, comprendano che si perde molto a lasciar cadere il canto del nostro popolo. Se vogliamo sottolineare il fatto che il messaggio evangelico deve entrare nella storia, nella vita del popolo, e quello che sia importante è che noi di questo popolo ne conserviamo l'anima, ne conserviamo il corpo, anche il corpo, e il canto tocca il corpo. Certo canto, sempre il canto tocca il corpo, ma ci accorgiamo quando, partecipando, ascoltando questi canti, proviamo anche delle emozioni. E io credo che anche l'emozione fa parte del nostro vivere la fede. Noi a Dio ci andiamo con tutto il nostro essere, e non è che ci andiamo solo con la testa, ci andiamo con la nostra vita e ci andiamo con la nostra storia. Per cui io non ne avete bisogno, ma lo dico, insistete perché queste belle esecuzioni siano sempre più apprezzate e conosciute e cresca anche la voglia di conservarle. Io credo che se la voglia di conservarle, il bisogno è del popolo, non ci sarà nessuno che potrà impedire di conservarle e di gustarle. Quindi complimenti e dico, signor Pasqua, lo dico a tutti, il mio compiacimento e la mia gratitudine, così come ringrazio cordialmente gli amici del Collegium Calaritano, essendo più di casa, non mi spreco molti complimenti, però sapete l'amicizia che mi lega a Ignazio e tutto il gruppo. Il Collegium si esibirà domani, non oggi, domani, nella chiesa di Sant'Agostino. La chiesa di Sant'Agostino in questo quartiere, lo sanno anche gli amici del Collegium, è una vergogna, sono 20 anni, e 20 anni in restauro, è una vergogna. Il Collegium vuole anche dare questo segnale, vuole anche così collaborare, dare anche un consiglio di protesta insieme con Don Vincenzo Fois, che tanto si è impegnato, sta impegnando per il suo recupero, dà una testimonianza di presenza in un posto che, ripeto, per Cagliari è una vergogna. C'è sono tante altre vergogne in questo quartiere, ma Sant'Agostino forse è quella emblematica, perché il momento più significativo è quello anche più trascurato, così nelle condizioni in cui è. Un altro avviso, questo lo faccio per i parrocchiani, ma non soltanto. Venerdì noi, qui in parrocchia alle ore 21, con il gruppo dei ragazzi e le ragazze, giovani e anche adulti dell'oratorio, faremo la sacra rappresentazione della passione di nostro Signore Gesù Cristo. La faremo attualizzandola. La passione sarà raccontata in dialetto cagliaritano e sarà vissuta dai ragazzi e dagli adulti. Faremo una cosa un po' originale, io credo, attraverso la via del quartiere, inizia questa sacra rappresentazione e poi proseguiamo con la Via Crucis. Vogliamo mettere insieme la drammatizzazione nel linguaggio, nella lingua nostra, insieme anche con un momento più, direi, più istituzionale, più liturgico, paraliturgico, che è la Via Crucis, però l'una e l'altra devono servire per vivere il momento particolare che stiamo celebrando, cioè la passione e morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quindi venerdì con inizio alle ore 21 e poi a seguire la Via Crucis, più o meno il tutto durerà all'incirca 2 ore, dalle 21 alle 23. L'ho detto anche prima, ma il mio grazie, oltre che ai due cori, va al caro amico Franco che ha promosso questa iniziativa. Io conosco interamente Franco Madao, il gruppo di Abbasanta, quindi dico ancora grazie a Franco per la sua collaborazione. Ed ora
con la preghiera finale. Poi il coro de Basanta, prima il Collegium, accompagnerà Franco Madao che canterà una sua Ave Maria, e poi il Collegium, il coro de Basanta offrirà alcuni altri tre pezzi come un mini concerto, conclusione di questo incontro di preghiera e di piacere anche musicale. Oremus, sacrum munere satiati, supplices te Domine deprecamus, ut qui fecisti nos morte fili tui sperare quod credimus, faci a nos eodem resurgente, pervenire quod tendimus, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Deus Pater misericordiarum, qui unigeniti sui passione tributi vobis caritatis exemplum, prestet, ut per servitium Dei Dominum, percipiate sue benedictionis ineffabile donum. Ut aveos sempiterne vitae munus obteniatis, per cuius temporane mortem aeternam vos evadere creditis. Vatenus cuius humilitatis equimini documenta, eius resurrectionis possideatis consortia. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
grazie a Franco, bravo veramente perché sono emozioni fortissime. Credo che nessuno possa togliere il diritto a questo canto di entrare nella liturgia. Ci vuole coraggio a togliere dalla liturgia un canto con simile ricchezza di spiritualità e di bellezza artistica. Grazie Franco e complimenti.